Cari soci della Società dei Concerti di Trieste, siamo molto felici di essere con voi per La Musica Riparte. Sono Enrico Bronzi e Francesca Sperandeo che è con me. Devo dare un'informazione di servizio, cioè questo intervento nostro andrà in onda oggi dalle 18.30 alle 22.30 e sarà così anche per il prossimo appuntamento, il prossimo lunedì, sempre alle 18.30. Quello che faremo ora è un'esecuzione e un piccolo racconto di quello che sta intorno a uno dei grandi capolavori del repertorio per violoncello e pianoforte, cioè la sonata di Claude Debussy per violoncello e pianoforte, scritta nel 1915, quindi alle soglie del grande conflitto mondiale. È curioso perché Debussy scrisse moltissima musica pianistica, ad esempio, e in tutto il repertorio pianistico di Debussy non esiste neppure un brano che si intitoli sonata. Quindi perché Debussy alla fine della sua carriera, proprio queste sono le ultime opere che ha scritto, questa sonata sta all'interno di un ciclo di un progetto di 6 sonate per diversi strumenti che non è completato e sono state appunto completate soltanto 3. Perché sonata? La ragione sta proprio forse in quella intestazione che c'è nella prima pagina di questa sonata, appunto quella di sonate per diversi strumenti, facendo in questo senso una sorta di rievocazione, quindi di restauro di una pratica molto antica, cioè i cicli diciamo barocchi di 6 sonate, pratica che era scomparsa poi nell'Ottocento e a cui Debussy si riallaccia, quindi si riallaccia a un tipo di sonata che non è la grande sonata romantica dell'Ottocento, ma è la sonata più antica, cioè la pratica che deriva da Couperin, Rameau e quindi della grande civiltà della musica francese. E questo è proprio una caratteristica tipica di questi anni in cui, lo dicevo, ci si avvicina al grande conflitto mondiale e in cui i nazionalismi prendono il sopravvento in un modo molto forte e diremmo che ciascun popolo d'Europa un po' si sceglie un po' la propria epoca d'oro come simbolo identitario, per cui la grande stagione della musica degli anni del Re Sole diventa sicuramente per Debussy e per tutta la cultura francese di quegli anni una sorta di modello, quindi avremo poi anche più tardi, non so, brani come Le Pavane oppure il Tombeau de Couperin di Ravel, tutto un repertorio che si rifà all'antico repertorio dei clavicembalisti francesi e dei gambisti, ad esempio, francesi. La cosa più interessante però è che se da un lato gli europei trovano in questi anni nel vicino il nemico, nello stesso tempo sono però molto aperti per la prima volta a quello che c'è fuori, cioè a indagare veramente che cosa succede al di fuori della nostra piccola Europa. E quindi la Parigi di Debussy è la Parigi che ha vissuto in questi anni la straordinaria esperienza delle esposizioni internazionali e delle esposizioni universali, appunto, ancora si diceva, quindi ancora più l'ambizione di questo evento. E quindi sono gli anni in cui arriva la cultura, ad esempio la grande cultura pittorica dell'Oriente, dell'Estremo Oriente, arriva Hokusai, che sicuramente fu uno degli autori che influenzerà di più questa riscoperta della stampa giapponese in Francia e in generale in Europa, ma arriva anche la musica americana, cioè la musica anche dei neri d'America che viene inglobata, pensate a quanti blues, oppure di come entri invece il foxtrot nella musica francese di questi anni. E, insomma, si ha una sorta di moltiplicazione di linguaggi e queste sonate che di impianto sono, appunto, lo dicevo, sono sonate neoclassiche, non sono fatte come le sonate dell'Ottocento, hanno in realtà una struttura, diremmo, multilingue, dove vi possiamo fare anche qualche esempio. Il multilinguismo di questa sonata è sia geografico sia anche un multiculturalismo, una sorta di stratificazione di storia. Ad esempio la sonata si apre con un gesto che è tipicamente arcaico, cioè con queste quinte e un andamento che potrebbe essere la musica di un clavicembalo o di un virginale.
questo inizio è fatto di quinte vuote della mano sinistra, quinte parallele. E questo è un gesto tipicamente arcaico, è qualcosa di musicale che ci riporta alla storia antica europea. Ma subito dopo, con un grande scarto, arriviamo a un tema che alterna due elementi. Uno fortemente cromatico, totalmente cromatico, quindi eredità della musica wagneriana. Subito dopo invece un andamento appunto di accordi paralleli, con una melodia con una scala di toni teneri. Quindi una modalità invece un po' più esotica, un po' più arcaica. E dicevo, se il cromatismo di questa musica è sì di eredità post-wagneriana, in realtà Debussy annulla questa cosa con una cosa bellissima che è quella della ripetizione, che è il contrario del dramma musicale, cioè il ritornare come in un loop. Rifacciamo il tema direttamente a Re minore. Questo gesto bellissimo pare quasi, ed è il tema principale del primo movimento, sembra quasi la pronuncia di una parola esotica di cui non si sa dove va l'accento. C'è un nome francese che utilizza Debussy nelle chansons che utilizza Ravel nelle chansons Madécasse è Nahandov, che è un nome appunto malgascio. Ma se noi lo leggiamo e non sappiamo nulla di questa cultura, non sappiamo se pronunciarlo Nahandov o Nahandov. Allora allo stesso modo diremo che questo tema non sappiamo se oppure in questo senso un po' dell'ignoto e dell'esotico che in questa musica sicuramente c'è uno dei motivi di grande charme. Subito dopo di nuovo un andamento di quinte parallele come all'inizio, quindi questo andamento arcaico. E la cosa sorprendente è che lo stesso tema, questo stesso tema che abbiamo appena suonato, ora prende invece un colore armonico totalmente diverso. Provate ad ascoltare. Sentite di nuovo questa ripetizione continua e poi questo senso di spleen, avrebbe detto Baudelaire appunto nei Fiori del male, e questa stanchezza e nello stesso tempo questo uso del modo che è un modo rubato dalla musica nera americana. Il tema anche si trasforma diventa accentuando sicuramente il tono di quello che è la musica nera. Suoniamo il tema. E di nuovo il collage con richiudersi il cerchio intorno alla modalità arcaica dell'inizio. Ecco, tutta la sonata è scritta in questo modo. Se vogliamo, è proprio la negazione dell'idea ottocentesca della sonata, dove il divenire della musica è un flusso continuo, è una ruota che continuamente ci trascina verso un divenire che è necessario, che sentiamo come continuo sviluppo di un pensiero iniziale e che ha un suo sviluppo e una sua fine predeterminata. Questa sonata invece abbiamo usato alle volte tra di noi un gioco, è una specie di gioco dei tarocchi, dove ogni due battute noi estraiamo una carta del destino, ma che in realtà di cui non sappiamo nulla e il suo uscire è puramente casuale. La musica quindi nasce qui per allusioni e soprattutto per suggestioni che nascono del collage di queste cose così diverse, così lontane anche culturalmente e suggestive, che creano dei cortocircuiti. L'andamento appunto è quello più legato all'eredità anche del pensiero simbolista da cui Debussy viene. Ecco, se posso fare una piccola lezioncina agli abbonati, ecco, quasi sempre si parla di Debussy come di un compositore impressionista e nella stessa scatola inutile un po' in termini musicali ci si mette dentro anche Ravel. Ecco, questa è una cosa che non solo non è vera, ma che lo stesso Debussy rifiutò come
come categorizzazione direttamente, esplicitamente. La sentiva come una cosa molto lontana. Invece quello che fece Debussy è da aderire per un certo periodo all'estetica simbolista, che era un'estetica appunto più mistico-magica, più allusiva, più piena di simbolismi. Allora, penso che possiamo a questo punto suonarvi l'intera sonata, che se volete potete ascoltare con questo così stimolo un po' diverso, di ascoltare come una sorta di collage di sensazioni, di mondi, di profumi così diversi, che può essere paragonabile in un certo senso a una camminata all'interno dell'Esposizione Universale di Parigi.